Buonasera amici di Directa Sport, un saluto da Francesco Pala. Le immagini di Riccardo Carta vi giungono dal Palacopron di Sestu per l'ultimo atto di regular season di Serie C1 tra Sestu Sardinia e Città di Cagliari, padroni di casa ancora in cerca di un posto playoff, ospiti che invece hanno già festeggiato la promozione in Serie B e dunque ci attende una partita sicuramente tra due squadre protagoniste in positivo di questa stagione di Serie C1. Sestu Sardinia che dopo le due sconfitte nei due scontri diretti contro Villa Speciosa e Domuschia ha saputo reagire bene ottenendo due vittorie contro Epi Fitness e Futsal Villasor. La squadra di Mister Perra vuole a tutti i costi portare a casa il risultato quest'oggi per confermare il posto all'interno dei playoff e soprattutto per evitare di doversi guardare alle spalle dal Fanny Futsal che giocherà in contemporanea nella sfida contro il Cus Cagliari e magari ambire al secondo posto ancora raggiungibile con qualche combinazione favorevole. Città di Cagliari che, come detto in apertura, ha già conquistato la Serie B con un grandissimo percorso fatto di 21 vittorie e 4 sconfitte in 25 giornate. Dalla settima giornata in testa al campionato la squadra di Mister Foletto, il miglior attacco del campionato con 153 gol fatti e la miglior difesa finora con 62 gol subiti. La squadra cagliaritana arriva da 10 vittorie consecutive all'andata. Fu una partita tanto combattuta, partita terminata 3-2 in favore del Città di Cagliari. Città di Cagliari che si impose anche in Coppa Italia. Gli arbitri di quest'oggi saranno il signor Saverio Marasciulo di Olbia, Danilo Gorni di Oristano e Roberto Basile di Cagliari. Mentre sono quasi pronte le due squadre, Città di Cagliari già schierato in campo, quasi tutto pronto anche per i padroni di casa del Sestu Sardinia, che oggi si gioca una partita molto importante per entrare ufficialmente nella griglia playoff di questa Serie C1 e ovviamente ambire al massimo risultato raggiungibile, ovvero la promozione in Serie B. Ultimi controlli anche da parte degli arbitri verso le panchine. Continuano a scaldare i giocatori in campo, in particolare vediamo Gianmarco Ferrero scaldarsi bene alla propria porta del Città di Cagliari. È quasi tutto pronto per il fischio d'inizio di questo Sestu Sardinia Città di Cagliari, che parte ora con i padroni di casa che giocano questo primo pallone e lo fanno con questo giro palla tra Galera e Ramu. Va a cercare avanti Marco Spanu, Aramu, Belleboni, cerca nuovamente Spanu, buono l'anticipo qui da parte di Tricarico che prova a far tutto da solo, Foi subito, è già la prima occasione per il Città di Cagliari dopo soli 22 secondi effettivi. L'ha avuta il numero 14 Filippo Fois, prova ad uscire qui il Sestu Sardinia, la pressione altissima qui di Tricarico. La Città di Cagliari che guadagna la prima rimessa laterale di questo primo tempo. Palla affidata a Soares, Tricarico ancora Soares. Deve puntare a Ramu, Soares fa tutto da solo, se la sposta poi sul sinistro. Bene Valdes in risposta. Ora il Sestu che prova il contropiede, bene, molto bene qui con il tiro che colpisce l'incrocio dei pali di Foppa. Ancora una volta occasione all'interno del primo minuto per il Città di Cagliari. Il Sestu che deve riuscire a rompere il ghiaccio. La pressione altissima del Città di Cagliari rende la vita complicata alla squadra di Mister Leandro Perra. Palla qui profonda a cercare Spanu e che parata da parte di Ferraro. Occasione per Marco Spanu e sarà il primo corner della partita in favore del Sestu Sardinia. Belleboni sul punto di battuta dentro Spanu, c'è anche Aramu che si muove, si coordina il 7 che schiaccia a terra questo pallone, palla larga sul secondo palo. Ritmo altissimo in questo primo minuto di gara tra le due squadre. Come detto, due squadre che per ora hanno fatto un grande percorso in campionato, andando una sicuramente al raggiungimento del proprio obiettivo, ovvero il Città di Cagliari, e chi quest'oggi lo vuole raggiungere, ovvero il Sestu Sardinia che ora attacca con Belleboni. Palla dentro a cercare Spanu che non riesce a girarsi sulla pressione feroce di Soares, ma è ancora Sestu Sardinia che attacca.
molto bene qui ancora il numero 20 William Foppa che mette in fallo laterale. Belleboni all'indietro, Aramu, Galera, Belleboni, 2 tocchi e va da Spanu, deve puntare Soares, palla dentro a cercare Galera, fermato bene da Fois, palla poi che rimane lì, subentra Spanu, il contrasto favorisce la presa sicura di Gianmarco Ferraro. Soares, ruletta in mezzo al campo, scappa via al 69, vicino c'è Fois servito, poi Fois prova a restituire palla al proprio compagno, l'ultimo tocco è di un giocatore del Sesto Sardinia e allora ancora una volta rimessa laterale in favore del Città di Cagliari. Da sistemare qui le posizioni a seconda dell'arbitro. Foppa lascia Soares, ancora Foppa, Soares deve affrontare nell'1 contro 1 Aramu, Soares prova a usare il fisico, si muove vicino Fois, Soares se la sposta sul destro, poi scarica su Fois, la toccata Valdés, calcio d'angolo Città di Cagliari. Fois all'indietro, Foppa, ancora Fois, si muove in area a tricarico, palla ancora per Foppa che prova a scaricare il sinistro, murato da Spanu, ancora possesso palla per il Città di Cagliari. Soares, palla a cercare il tricarico, affrontato qui da Galera. Soares, ancora tricarico, ingabbiato da 3 uomini, la perde qui tricarico, non c'è fallo secondo l'arbitro, l'ultimo tocco è proprio il suo, laterale in favore del Sesto Sardinia. Valdés cerca la palla lunga a cercare Spanu, palla troppo lunga, finisce sul fondo. Ferraro cerca subito compagni da servire, si affida a Soares che poi va sulla sinistra dove c'è Fois, prova a far tutto da solo il 14, in scivolata Aramu. Foppa, Fois, ancora Aramu a schermare la possibile traiettoria di passaggio, ma il possesso finora è del Città di Cagliari. Foppa, Soares, messo giù Foppa, si gioca per vantaggio, ancora Soares, Foppa lascia al 69, scambiano i due, poi cercato tricarico, cerca spazi qui il Città di Cagliari. Bene qui in fase di non possesso palla il Sesto Sardinia, giocata tentata da Fois, subentra però Marco Spanu, bene stavolta tricarico ma c'è ancora il Sesto Sardinia. Aramu, Belleboni, duello qui con Soares, palla in diagonale a cercare Spanu, giocata, se la sposta sul sinistro, poi va in mezzo a cercare Galera, palla filtrante sul secondo palo, non è arrivato il numero 5, un tiro cross pericoloso per la difesa del Città di Cagliari che si era aperta. Fois, Foppa, si fa vedere Soares, molto bene su Belleboni e poi va Soares sul secondo palo, palla dritta per dritta, termina di pochissimo, larga sul secondo palo. Adesso corto, Galera rischia sulla pressione del neoentrato Trogu, anzi pardon, del neoentrato Mazza. Possesso stesso Sardinia. Belleboni, Aramu, Spanu, si muove Marzio Belleboni, Spanu va direttamente in porta, altro tiro cross, stavolta meno pericoloso, meno insidioso per Gianmarco Ferraro. Mazza, corto per Fois, cambia lato, va da Soares che poi prova a restituire col tacco questa palla per Fois, prova a sgasare il 14 Fois, l'uscita puntuale da parte di Claudio Valdés e qui la palla arretrata a cercare la conclusione a rimorchio di Foppa, termina alta sopra la traversa, prova continuamente a farsi vedere dalle parti di Valdés il Città di Cagliari, qui sbaglia Belleboni, regala una laterale al Città di Cagliari.
Fois cerca compagni, deve andare lungo a cercare il non entrato David Dursu. Qui duello tra Foppa e Spanu, subentra Fois e qui fischiato il fallo ai danni di Foppa. Calcio di punizione per il Città di Cagliari, il primo fallo commesso. Qui anche qualche scintilla tra Mazza e Spanu, rimasto a terra in un primo momento il numero 20 William Foppa. Punizione battuta Fois. Foppa vicino ancora al 14, tanti piccoli passi per lui e qui sbaglia il tocco. Aveva proposto un altro movimento qui Dursu. Laterale Sesto già battuta. Galera, Aramu, Spanu rende al capitano numero 7 e poi Belleboni. Si sta muovendo ancora Aramu, la diagonale chiusa benissimo da parte di Foppa. E dunque laterale per il Sesto Sardinia. Belleboni dentro Spanu, deve girarsi e qui subisce il fallo segnalato dall'arbitro, fallo commesso da Dursu e dunque primo calcio di punizione in favore del Sesto Sardinia da posizione ghiotta. Sesto che, come dicevamo in fase di apertura, si sta giocando il posto playoff anche con il Fanny Futsal che sta giocando contemporaneamente in casa contro il Cus Cagliari. E con lo scontro diretto a favore basterebbe anche un pari al Sesto Sardinia quest'oggi per consolidare l'ultimo posto disponibile per i playoff. Sesto che comunque può ancora ambire al secondo posto con una serie di combinazioni favorevoli, ma qui c'è questa punizione, finta di Belleboni, parte Aramu fortissimo, mura ed esulta Ferraro. Entra anche Francesco Tola che tocca il suo primo pallone. Belleboni prova a puntare qui il suo avversario. Belleboni se la sposta sul destro ed è un gol favoloso quello di Marzio Belleboni che porta in vantaggio il Sesto Sardinia. 19° gol in campionato per il brasiliano dei padroni di casa che a 14 minuti e 25 secondi effettivi passano in vantaggio al Palacopron. Grande conclusione del numero 12 che ha portato in vantaggio i suoi. Tentato qui lo scambio tra Mazza e Paderi, penetrato anche il numero 9. Tola all'indietro a Ramu, palla di prima a cercare Spanu, buona qui la copertura da parte di Dursu e poi Ferraro direttamente a cercare Tricarico, buona la copertura da parte di Andrea Ramu che concede una rimessa laterale. Paderi controlla duello con Tola, deve arretrare il numero 9 e poi scaricare su Mazza. Dursu, Tricarico, scava ancora a cercare il numero 3, alla imprecisa, laterale Sesto Sardinia. Aramu, vicino Belleboni, pressione alta qui da parte di Mazza che recupera palla e poi cerca di servire in area di rigore Dursu, alla fine viene murato da Belleboni. Palla qui arretrata a cercare Tricarico, in qualche modo Spanu riesce a recuperare la palla, prova ad autolanciarsi il numero 10, la palla passa, ottimo lavoro di Tricarico che parte in contropiede. Tricarico con la suola si dimentica il pallone, poi la ritrova. Tricarico dentro Paderi, deve puntare a Ramu, ancora Tricarico, si gioca al limite, Paderi dentro, la parata di Valdes, ha respinto la minaccia il numero 1 del Sestu. Ritmo alto in questo primo tempo, in questa frazione al Palacopron. Sesto in vantaggio grazie al gran gol di Belleboni e ora prova a rispondere il Città di Cagliari. Dursu dentro Tricarico, ancora Dursu con la punta quasi dal nulla, il numero 3.
sul fondo, è già giocata da Valdes. Belleboni, Spanu si sta muovendo il 12 all'interno, ancora Belleboni, scarico su Tola che invece era rimasto arretrato, non aveva proposto il movimento, e dunque possesso palla che ripassa in favore del Città di Cagliari. Mazza prova ad centrarsi il numero 8, fermato qui da Tola, segnalato solo in un secondo momento il fallo, il secondo commesso dal Sesto Sardinia, e dunque calcio di punizione per il Città di Cagliari, quando sul tabellone viene segnato 12:43 da giocare in questo primo tempo. Paderi, Mazza prova a rendere palla al numero 9, palla troppo lunga, la blocca Valdes. Belleboni, palla in diagonale, cerca Lettola, buono qui il movimento di Versace appena entrato, Versace prova un altro tiro cross, non trova però Francesco Tola. Soares, si muovono in due sulla fascia sinistra, Paderi e Mazza, servito invece Tricarico, duello qui con Carletti, anche lui è appena entrato. Carletti, ottimo lavoro su Tricarico, e poi prova ad andare via il numero 3, occhio a Carletti, dall'altra parte Versace, Carletti, ancora Carletti, messo giù, e qui viene chiamato un ultimo tocco da parte di un giocatore del Città di Cagliari, non c'è fallo ma sarà calcio d'angolo per il Sesto Sardinia. Il cost to cost di Carletti, ha messo in difficoltà la difesa del Città di Cagliari. Qui arriva anche il primo cartellino giallo ai danni del portiere Gianmarco Ferraro, probabilmente per proteste, mentre Carletti è pronto alla battuta del calcio d'angolo. Arriva il fischio dell'arbitro, pronto Carletti, palla all'indietro a cercare Tola, la finta su Mazza, occhio qui al contropiede del Città di Cagliari con Tricarico, prova a chiudere Versace, Tricarico la tiene, Tricarico punta, Tricarico la mette in mezzo a cercare Paderi che si gira, Carletti mura, sarà ancora possesso palla per gli ospiti che provano a spingere alla ricerca del gol del pareggio. Paderi all'indietro per Soares, che parata di Valdes. Paderi, Soares, deve puntare Francesco Tola, giocata qui di Soares, palla alta sopra la traversa, osserva uscire qui Claudio Valdes, e qui Valdes cerca Francesco Tola, libero dalle marcature. Galera, ancora Tola, Carletti, Tola si propone sulla diagonale, Galera servito, poi qui la palla a cercare Versace, non era una cattiva idea quella di Galera, Versace non ci ha creduto abbastanza. Mazza, Soares, e qui prova la giocata il Città di Cagliari, mister Foletto schiera 5 uomini offensivi già nel primo tempo. È entrato in campo William Foppa, Fois ingabbiato, torna all'indietro, Mazza per Soares, si prende un rischio ora il Città di Cagliari. Foppa, Mazza, si fa vedere Fois, ancora Mazza dentro Foppa, si muove Soares all'interno del campo, ancora Foppa, sinistra Mazza, deve puntare Versace dentro, e qui c'è il miracolo da parte di Valdes, calcio d'angolo già battuto, Tricarico colpisce male, e qui torna subito nella sua porta Ferraro. E qui c'è da recuperare il pallone uscito dal Palacopron.
Rimessa laterale in favore del Sesto Sardinia, affidata a Carletti. Palla lunga a cercare Tola, di testa Soares, arriva prima di tutti Fois. Mazza, torna in campo Foppa. 5 uomini di movimento per il Città di Cagliari. Soares cerca uomini, va da Fois. Foppa, servito, controlla, si torna da Fois. Arretrato Soares. Foppa lascia ancora il 69, palla per Fois che ha un po' di spazio per calciare. Occhio qui a Versace che ha provato a calciare di prima, non ha trovato però una conclusione pulita, e allora ancora possesso palla per il Città di Cagliari. Torna in campo Aramo al posto di Tola. Soares. Mazza torna dal 69. Foppa, finta, Soares, palla per Tricarico che prova a calciare. Occhio qui alla porta scoperta del Città di Cagliari. Versace, di prima Versace calcia malissimo, la blocca Foppa. Prova a ripartire subito il Città di Cagliari. Soares. Mazza da Foppa. 2 tocchi, Tricarico dentro, la toccata Valdes, e occhio qui al tiro. Aramo messo giù da Fois e c'è calcio di punizione per il Sesto Sardinia e anche il secondo cartellino giallo di questo primo tempo, entrambi ai danni di 2 giocatori del Città di Cagliari. Stavolta tocca al numero 14 Filippo Fois. E dunque 2 falli commessi a testa per Sesto Sardinia e Città di Cagliari, 9 e 14 effettivi da giocare in questo primo tempo. Valdes cerca la palla lunga, a cercare Marco Spanu, la blocca facile Ferraro che poi prova a lanciare lungo Mazza, la tocca di testa, la spizza al numero 8, facile Valdes. Galera, Carletti, buono il movimento a seguire. Carletti in porta, l'ha bloccata Ferraro. E Riu. Soares. Ancora il Riu. Si fa vedere Mazza, controlla il numero 8 e poi va da Soares. Si muove il Riu. Soares, Valdes. Tante conclusioni in porta in questo primo tempo. Molto bravi i 2 portieri. Fois, Mazza, Soares centralmente, sporca il pallone Spanu che poi se lo va anche a riprendere. Ancora Marco Spanu, prova ad andare lui. Spanu, Carletti, palla in mezzo ancora per Spanu. Con 2 tocchi, provato una gran giocata, palla sull'esterno della rete, palla larga, contropiede Città di Cagliari, si va a 2000 all'ora. Foppa. Ha spazio per provare il sinistro, la parata ancora di Valdes. Impegnatissimo il numero 1 del stesso Sardinia. Soares, Foppa, ancora Soares, Fois. Gioca a 2 tocchi il Città di Cagliari. Soares prova ad andare via, Spanu, Soares calcia, c'è una deviazione e c'è un altro calcio d'angolo in favore del Città di Cagliari. E qui intanto viene chiamato un time out in favore del Città di Cagliari e noi ci prendiamo qualche secondolina alla regia.
Cronometro stoppato a 7:46 effettivi da giocare in questo primo tempo al Palacopron Sesto Sardinia, in vantaggio 1-0 sulla Città di Cagliari grazie al gol di Marzio Belleboni, arrivato con un destro imprendibile per Ferraro, e si riprenderà dal calcio d'angolo in favore del Città di Cagliari, già battuto da Fois. Mazza, Soares, sono 5 giocatori di movimento per il Città di Cagliari che ci prova. Soares va in porta, murato da Spanu, laterale Città di Cagliari. Soares, uno contro Spanu, palla lasciata qui a Mazza, occhio qui, Spanu in porta e 2-0 per il Sesto Sardinia, segna sempre Marco Spanu, 2-0. 14° gol in campionato, il quarto consecutivo dopo la doppietta all'ultima giornata in casa del Futsal Villasor. Arriva anche questo gol in casa contro il Città di Cagliari e ora il Sesto prova ad allungare. Foppa non premia qui la scelta di Foletto di schierarne 5 in movimento, scelta che comunque viene riproposta con Foppa che gioca verso Fois e poi prova l'imbucata, occhio a Valdés che vuole fare tutto rapidamente, Spanu la porta scoperta, ci può riprovare Spanu stavolta, conclude alto sopra la traversa, che rischi si sta prendendo il Città di Cagliari. Soares si libera di Galera e Spanu che si mette le mani nei capelli e chiede scusa per l'occasione fallita in precedenza, poteva essere 3-0 per il Sesto Sardinia. Foppa, palla dentro a cercare Tricarico, si ritorna dal 20. Mazza ha un po' di spazio, sceglie di tornare da Soares, punta, poi lascia, qui è la conclusione di Foppa e nuovamente presente Claudio Valdés. Qui rischia Città di Cagliari con Mazza, controllo non felicissimo, Soares tenta comunque di tenere il possesso palla, alla fine lui l'ultimo a toccare. Rimessa laterale battuta, la porta è vuota, Spanu un rimpallo e alla fine l'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa dal fondo, anche se qui l'assistente ha chiamato il corner e dunque è ancora Sesto Sardinia in pressione. Palla qui giocata, Spanu, Galera, c'è Aramu che conclude in porta in 2 tempi, Ferraro. E poi qui lo scatto di Fois premiato, Fois dentro, c'è Tricarico, la deviazione. Ci è arrivato Valdés, sarà calcio d'angolo. Angolo battuto all'indietro da Fois per Soares, Tricarico in mezzo, cerca una palla molto imprecisa a cercare Fois, che non può ovviamente raggiungerla e dunque rimessa laterale per il Sesto Sardinia. Valdés e palla qui imprecisa, rimessa laterale regalata al Città di Cagliari. Torna in campo intanto Dursu al posto di Tricarico. Fois, Soares deve liberarsi dalla marcatura stretta di Galera, si muove Foppa, Soares invece va da Dursu, deve puntare Carletti, duello tra numeri 3, Dursu prova ad andare, palla smorzata, facile da bloccare per Claudio Valdés, che poi sceglie di lanciar lungo qui sullo scatto di Marco Spanu, non può arrivare. I complimenti però del numero 10 sull'iniziativa di Claudio Valdés. Foppa per Soares, Dursu, ancora Soares, Foppa, deve puntare qui Spanu, ancora Foppa dentro Fois, 1-2 che si chiude e poi l'ottima copertura di Spanu, male qui in uscita però il Sesto Sardinia. Soares si muove sulla destra Dursu, Soares fa tutto da solo, piccoli passi, deve puntare a Ramu, Soares si fa vedere Fois, Soares se la sposta sul mancino e poi sul destro, ancora Soares, vicino c'è Dursu, Soares ancora, Soares fa tutto da solo, tantissimi tocchi, poi va all'indietro da Fois, duello qui con Spanu, alla fine Carletti non riesce a uscire,
ancora qui D'Ursu e poi il fallo di Carletti, calcio di punizione per il Città di Cagliari, 4:29 sul tabellone. E intanto, qualora dovesse essere confermato da Villacidro, arriva un parziale che non fa sorridere il stesso Sardini, ovvero il vantaggio del Domuschia sulla Villacidrese. Punizione Città di Cagliari, vicino al pallone ci sono Foppa e Soares, quest'ultimo che sembra il più indiziato a calciare. Finta di Foppa, va Soares dentro, si chiude l'1-2, palla però che sfugge al numero 69 del Città di Cagliari, la palla che si spegne in fallo laterale in favore del Sestù Sardinia, che fa rientrare in campo Marzio Belleboni al posto di Carletti. Diagonale per Aramu, tutto solo. Aramu deve puntare D'Ursu, palla centrale a cercare Belleboni. Diagonale qui a cercare Spanu, trovato. E poi il tiro qui di Galera. E non impensierisce Ferraro, che osserva uscire questo pallone. Le indicazioni qui di mister Foletto. Soares. Foppa qui, 2 tocchi, fermato da Aramu e c'è calcio di punizione per il Città di Cagliari. È il quarto fallo commesso dal stesso Sardinia in questo primo tempo, a 3 minuti e 56 secondi effettivi da giocare al termine della prima frazione. Valdés piazza Spanu in barriera. Foppa un'altra finta, ancora Soares, stavolta va in porta e stavolta trova l'incrocio dei pali. Che occasione per il Città di Cagliari, anche sfortunata qui la squadra di Foletto, che ha creato tantissime occasioni senza però trovare il gol. Galera, Belleboni, Tola, ancora il brasiliano. Galera scambia con Belleboni, qui l'imbucata a cercare Galera, palla di poco lunga, blocca Ferraro che poi rilancia lunga, la chiamata Valdés che poi va a vuoto. L'ultimo tocco è di Marzio Belleboni, sarà calcio d'angolo per il Città di Cagliari e qui però c'è da sistemare qualcosa secondo l'assistente. Da ripetere qui il calcio d'angolo tra le proteste del Città di Cagliari. Colloquio qui l'assistente con Filippo Fois. Intanto colloquio anche tra l'assistente vicino alle panchine e mister Foletto, probabilmente per le proteste in questa circostanza. Intanto è pronto Fois, palla arretrata, Foppa cerca e trova Soares, murato qui da Galera, laterale Città di Cagliari già battuta. Foppa, Soares, tanti tocchi per il brasiliano, prova a girarsi sulla marcatura di Galera, usa il fisico qui Soares che poi cerca compagni liberi, si va da Fois. Soares punta al suo avversario che Galera, poi va da Foppa. Soares vicino Fois, 1 contro Spanu, porta via l'uomo Foppa, servito invece Soares. 2 tocchi, si va poi da D'Ursu che si gira, inclusione col mancino larga e occhio qui al rilancio con le mani di Valdés. Molto bene D'Ursu che prolunga la traiettoria in calcio d'angolo, evitando così il controllo di Marco Spanu. E dunque Sestù Sardinia che si rifà dalle parti
di Ferraro. E intanto viene chiamato qui un time out da mister Leandro Perra e noi ci prendiamo qualche altro secondo, linea alla regia. Belleboni sul punto di battuta, calcio d'angolo battuto con la conclusione al volo di Galera e occhio qui al contropiede del Città di Cagliari, contricarico. Palla a cercare l'inserimento di D'Urso, molto bene Belleboni e poi Tola. Duello qui contricarico anche da terra, il 32 riesce a ritrovare il pallone, poi qui Tola commette fallo e il quinto del Sesto Sardinia è rimasto a terra tricarico. E dunque quinto fallo commesso dal Sesto Sardinia, che ora dovrà stare molto attento in questi ultimi 2 minuti e 27 secondi. E intanto Città di Cagliari che potrà usufruire nuovamente di una punizione interessante dalla tre quarti. Piazza agli uomini Claudio Valdes. Foppa è una finta. Soares, la parata di Valdes. Ancora a dir di no al Città di Cagliari. E come sempre Fois sul punto di battuta. Palla all'indietro a cercare Foppa. Fois, Foppa. Punta Filippo Fois, prova a rientrare, servito tricarico, vicino c'è Soares, servito. Duello qui con Galera. Si muove vicino al pallone Foppa, servito, conclude, murato da Belleboni. Soares. Punta ancora una volta Marco Spanu. Soares va col sinistro. Palla ancora una volta alta sopra la traversa. E intanto torna in campo Paderi al posto di Foppa. Spanu. Duello proprio con Matteo Paderi. Spanu in diagonale trova Tola. E poi Spanu tocca in qualche modo il pallone. Qui occhio perché il Sesto Sardinia commette un altro fallo. Stavolta Marco Spanu. E arriva un altro cartellino giallo, stavolta ai danni di Marco Spanu, il primo ammonito in casa Sesto Sardinia. E il sesto fallo commesso dal Sesto Sardinia e ora ci sarà un tiro libero in favore del Città di Cagliari. E quale occasione più chiara per riaprire il match al Palacopron a 1 minuto e 46 secondi dal termine del primo tempo. La rincorsa di William Foppa che riapre la partita al Palacopron con il suo 21esimo gol in campionato. Dimezza lo svantaggio il Città di Cagliari.
E dunque ora è 2-1 a 1 minuto e 42 secondi da giocare. Al termine ovviamente della prima frazione a Sestu. Aramu quasi si dimentica il pallone sulla pressione di Paderi. Galera, Belleboni, punta qui Dursu, palla laterale a cercare Galera, molto bene Spanu, usa il corpo, Spanu dentro, si muove Galera, l'ottima chiusura di Paderi e poi il contropiede sfumato da parte del Città di Cagliari, che reclamava anche un tocco di mano di Aramu, ma si gioca con Belleboni, con l'esterno, palla intercettata da Dursu. Occhio qui a Fois, punta Fois, destro di Fois, palla larga, ancora un'altra occasione per il Città di Cagliari. E sono davvero fioccate le occasioni qui al Palacoprom in questo primo tempo. È una casualità che il punteggio sia solo sul 2-1. Qui Spano ha tentato la giocata molto difficile che infatti non riesce, blocca Ferraro e gioca subito su Paderi. Fois, palla dentro qui a cercare Tricarico, messo giù all'interno dell'area da Galera, non c'è fallo. Valdés lungo a cercare Belleboni che si coordina in rovesciata, la blocca Ferraro, ancora ci ha provato il brasiliano e poi palla lunga e stavolta coi pugni Claudio Valdés si va da una parte all'altra. Torna in campo Soares, che qui punta Spanu, ancora Soares, serie di finte. Soares ancora, centra in pieno Belleboni, laterale Città di Cagliari a 21 secondi dal termine del primo tempo. Le indicazioni da parte di mister Perra. Paderi, Ferraro, la metà campo del Sesto Sardinia. Paderi cerca compagni, ancora messo bene il Sesto Sardinia, qui l'imbucata a cercare Dursu, ultimo tocco di Aramu, 8 secondi da giocare. Paderi all'indietro per Ferraro. Soares, 4 secondi, deve puntare Aramu. Soares, Dursu dentro, Paderi murato sulla sirena. Termina il primo tempo, 2-1 in favore del Sesto Sardinia. Le reti di Belleboni, Spanu e Foppa. In attesa dell'inizio del secondo tempo noi ci prendiamo qualche minuto di pausa lì alla regia. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista. Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao, per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna. Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora del suo Ugo. E solo Ugo prova il diagonale. Linea di rigore basso da Palermo. Mendes! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya, ancora Dumbuya per la rovesciata che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Ceki Chak riapre la partita.
Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascelo ha dovuto col portiere, Cascelo! Il Maddalena in vantaggio, minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi, sua posizione, Pilloni! Si va da Calarco, solo lui la poteva chiudere. A dritto in porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non va, è una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Uri guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Beautis. Di Aramu, Calaresu, la tiene, prova Calaresu! E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Un concordo per la botta in porta. E l'1-0 di Yuri Senesi. Poi in linea di rigore Luvumbo. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente! Ed eccola qua, la festa! E vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A! Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno.
trying to bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. So getting up while y'all just snooze, while you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. In me I trust, yeah, I smell like success, this Elon Musk, huh? Everybody in here ready to fight on this night, you better just run for your life. Anch'io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. A Cagliari c'è un luogo dove l'equilibrio tra mente, corpo, lavoro e sport stimola nuove coscienze e un diverso modo di stare insieme. Si chiama Equity Park, è un'oasi verde nel cuore della città, con annessi un apprezzato ristorante, una splendida piscina all'aperto e campi da calcio. Per il mondo dello sport, Equity Park propone pranzi per le società che giocano nel capoluogo e un ottimo supporto logistico per organizzare al meglio la riunione tecnica pre e post gara. Per la tua trasferta sportiva, nel sud della Sardegna, scegli Equity Park per un mondo in equilibrio, un mondo più equity. Bentornati in diretta amici di Directa Sport, quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Sesto Sardinia e Città di Cagliari, parziale al termine dei primi 20 minuti effettivi e di 2-1 in favore del Sesto Sardinia, con le reti di Belleboni e Spanu in favore dei padroni di casa. L'aria aperta su tiro libero, William Foppa con il suo 21esimo gol in campionato. Sesto Sardinia che è sceso subito in campo dopo il primo tempo, circa 5 minuti sono passati. Città di Cagliari che è arrivato con più calma dal rientro dagli spogliatoi e intanto si gioca, trascorsi già i primi 10 secondi effettivi, con questo pallone impreciso di Claudio Valdes che si spegne in fallo laterale in favore del Città di Cagliari. Foppa. 3 sono stati anche i cartellini gialli nel primo tempo ai danni di Ferraro, Fois e Marco Spanu. Aramu, Galera, pressato qui da Tricarico che sporca questo pallone in fallo laterale. Belleboni in avanti a cercare Spanu, l'anticipo di Soares. Belleboni dentro ancora a cercare Spanu, duello corpo a corpo vinto da Soares. Foppa, Fois, cercato Tricarico, muove lo scacchiere il Città di Cagliari. Fois, Soares, deve puntare Belleboni, duello tra brasiliani. Soares dentro a cercare Fois, gioco di gambe, duello con Spanu. Città di Cagliari che torna all'indietro di qualche metro, alla fine Ferraro va in avanti, colpo di testa a chiudere di Galera e poi Aramu in qualche modo riesce a cavarsela, buttando però il possesso palla. E allora gioca il Città di Cagliari con Soares.
Punta Spano, ancora Soares, prova ad andare sulla corsia mancina, fermato da Belleboni, occhio al contropiede del Sesto Sardinia, rinviene bene in un primo momento Fois, poi anche con l'aiuto di Tricarico prova ad alzare il baricentro il Città di Cagliari, che qui conclude con Fois, gran parata coi piedi di Claudio Valdés, che ha disputato un ottimo primo tempo e anche in questo inizio di secondo tempo si fa trovare pronto il numero 1 del Sesto Sardinia, che qui recupera palla. Messo giù qui Marco Spanu, non c'è fallo ed è dunque rimessa laterale in favore del Città di Cagliari. Intanto qui da sistemare, da ottimizzare la condizione del parquet. Sul punto di battuta c'è Soares, palla all'indietro a cercare Ferraro. Soares, tacco, palla che passa, Fois si accentra e calcia, palla larga sul secondo palo. Belleboni pressato da Fois, sceglie di andare da Ramu, che poi va in diagonale, chiusa da Tricarico. Soares, Foppa, punta Ramu, palla dentro a cercare Tricarico, l'ultimo tocco è il suo, palla che gli rimane un po' sotto e allora il possesso passa al Sesto Sardinia. Belleboni, Aramu, torna da Marzio Belleboni, poi Aramu si muove sulla verticale, servito invece Marco Spanu. Belleboni, vicino c'è Galera, alza la testa Belleboni, cerca compagni, si sta muovendo centralmente Galera, servito invece sulla corsia mancina Spanu. Si torna da Belleboni, Aramu, Spanu, Belleboni centralmente, Aramu ancora, Belleboni prova a cercare il giusto pertugio qui il Sesto Sardinia. Buona la fase di non possesso palla del Città di Cagliari in questa circostanza, è riuscita a schermare gli spazi. Galera, Aramu, prova a puntare Tricarico, torna indietro da Galera e poi qui l'1-2 che si chiude tra Aramu e Spanu, la scivolata di Tricarico in fallo laterale ancora una volta qui a sistemare il parquet del Palacopron. Intanto ne approfitta mister Foletto per un cambio, torna in campo Mazza al posto del numero 60, numero 69 perdono, ovviamente Soares. Qui laterale battuta, la conclusione tentata da Galera, occhio al contropiede del Città di Cagliari, serie di finte di Fois, alla fine rinviene molto bene Galera che recupera palla e qui rischia Belleboni, palla che è buona dice l'assistente ma si gioca, Foppa in porta, ha caricato il sinistro, palla ancora una volta larga, ancora Città di Cagliari che prova ad avvicinarsi al gol del pareggio e qui altro fallo di Marco Spanu che deve stare attento perché è stato ammonito nel primo tempo. Foppa, Mazza deve puntare a Ramu, palla dentro a cercare ancora Foppa, la diagonale si è mosso qui Durzu, palla intercettata solo per un attimo da Galera, rimessa laterale sarà in favore dei rossoblù. Fois finta, prova a rientrare per un attimo Spanu, aveva rubato palla a Fois che ora va all'indietro da Mazza, duello con Tola, Foppa, Fois deve puntare Galera, palla leggermente corta qui per Mazza, torna all'indietro di qualche metro il numero 8 che poi va via molto bene a Francesco Tola che non commette fallo e va da Foppa.
Fois, corsia mancina, prova a far tutto da solo, alla fine Galera senza badare allo stile mette in fallo laterale. Trascorsi i primi 4:15 effettivi del secondo tempo al Palacopron, punteggio ancora fermo sul 2-1. E qui a terra Fois, fallo di Galera, calcio di punizione per il Città di Cagliari ed è già il secondo fallo commesso dal Sestus Sardinia in questo secondo tempo, l'8º complessivo dall'inizio della gara. Sul punto di battuta c'è Soares. Fischia l'arbitro, parte Soares, uno schema, Foppa ancora, murato da Galera. Altra occasione Città di Cagliari. Soares, palla dentro, cerca il tricarico, ingabbiato, riesce a scaricare su Foppa. Fois, punta, va da tricarico che si gira Mancino, che parata da parte di Valdés che esulta. Occhio al contropiede di Belleboni, Tola, c'è ancora dentro Belleboni, in qualche modo Foppa, Belleboni finta dentro Tola, ha chiesto un tocco di mano che non c'è secondo l'assistente. Tante le proteste da parte del Sestus Sardinia che ha provato a colpire in contropiede. Doppio cambio intanto in casa Città di Cagliari, tornano in campo D'Urso e Mazza. È solo laterale per il Sestus Sardinia. Laterale battuta malissimo qui dal Sestus Sardinia, occhio al contropiede del Città di Cagliari, stoppato da Francesco Tola. Paderi, finta qui di D'Urso, palla ancora a cercare Fois che poi scarica su Mazza che deve puntare Belleboni. Mazza se la sposta sul destro, Belleboni usa il fisico, occhio al contropiede del Sestus Sardinia, un po' isolato Marco Spanu al duello qui con Mazza, Spanu fa tutto da solo, calcia sul primo palo, si è fatto trovare ancora una volta pronto Ferraro. Occhio qui al contropiede di Fois fermato, la ribalta al Sestus Sardinia con Spanu messo giù, non c'è fallo. E poi l'ultimo tocco di Filippo Fois, è rimasto a terra Marco Spanu. E qui si rialza, problema che sembra essere risolto al ginocchio per lui. Non c'è un attimo di sosta al Palacopron. Tola all'indietro verso Galera. Belleboni. Belleboni dentro in diagonale, trova Marco Spanu. E poi Galera, ancora Spanu, la palla passa, Spanu dentro la palla che rimane lì alla fine. Il rimpallo premia Francesco Tola, che fa 3-1, abbracciano tutti Galera, probabilmente l'ultimo tocco è stato di Francesco Tola. Quel che importa però è che è tornato a +2 il Sestus Sardinia a 14 minuti e 12 secondi effettivi dal termine del match. 3-1 per gli uomini di Perra. D'Urso in mezzo a tante maglie fucsia del Sestus Sardinia. Qui Garau commette fallo appena entrato, il numero 8 ai danni di D'Urso. È il terzo fallo commesso in questi primi 6 minuti e 4 secondi effettivi del secondo tempo dal Sestu, che già nel primo tempo aveva dovuto concedere un tiro libero per i 6 falli commessi.
stato ammonito Carletti. E forse anche Aramu. Ci è sembrato che l'arbitro indicasse il numero 7 del Sesto Sardinia. Probabilmente si tratta di Andrea Aramu. Cronometro stoppato a 13:56 da giocare. Arriva il fischio e uno schema, palla giocata corta e Riu dentro. Belleboni tenta addirittura dalla distanza, palla che si spegne sopra la traversa. Ha tentato di sorprendere Ferraro qui Marzio Belleboni. Intanto punta Fois. Mazza. Dursu. Deve puntare Garau, il numero 3, che poi sceglie di andare all'altro numero 8, Mazza, che ora va sul mancino, scherma Belleboni. Intanto si sgancia dai propri pali Ferraro, gioca qui il Città di Cagliari che rischia tantissimo. Belleboni ci può riprovare, palla in verticale a cercare Tola, che va a pochissimo da chiudere la partita. E alla doppietta personale non è riuscito a depositare in porta il numero 9. E allora prova a spingere Città di Cagliari. Mazza fa tutto da solo, fermato da Garau. Occhio al contropiede, Garau un po' isolato da Durso e Paderi che fanno buona guardia. Mazza se la sposta sul sinistro e calcia. Valdes la tocca con la punta delle dita, mette in calcio d'angolo per il Città di Cagliari. E Rio all'indietro per Paderi. Mazza deve puntare Belleboni centralmente. Dursu, che giocata qui da parte di Mazza, e alla fine bene Dursu a evitare il possibile contropiede del Sesto Sardinia. Chiama palla lunga Ferraro. Garau chiude tutto, Belleboni male, c'è Paderi sul destro, la deviazione da parte di Galera in fallo laterale. Laterale battuta all'indietro, Mazza rimorchio, l'ultimo tocco di Belleboni, altro stavolta calcio d'angolo per il Città di Cagliari. Paderi. Mazza, duello con Garau, duello tra numeri 8, ancora Mazza, stavolta non riesce a incrociare abbastanza, palla termina larga sul primo palo. Garau rischia qui sulla pressione di Riu e alla fine Dursu spazza via questo pallone. Belleboni, finta di corpo su Paderi. Garau. Belleboni va da Galera, si sta muovendo ancora Belleboni, servito invece Garau. Aramu. Belleboni. Centralmente Aramu, Garau trova dall'altra parte molto bene Galera. Finta su Paderi, Galera in porta, alla smorzata facile da bloccare per Ferraro. Paderi, vicino c'è il Riu servito. E Riu, un po' di spazio per lui, sceglie di andare da Mazza. Si propone Dursu, Mazza invece cerca il destro, alla murata da Belleboni. In fallo laterale, intanto torna in campo Marco Spanu, autore del gol del 2-0 per il Sestu. Dursu, palla per Riu. Paderi non è riuscito a bloccare questo pallone, alla fine l'ultimo tocco è di Riu. Laterale Sesto Sardinia. Aramu in verticale a cercare lo scatto di Spanu, che trova la copertura di Foppa, che mette in calcio d'angolo.
Garau sul punto di battuta, palla arretrata e qui arriva un fischio da parte dell'arbitro. Irregolarità commessa qui dal Sesto Sardinia. Intanto cambio qui in porta per le Città di Cagliari, entra col numero 29 Gabriele Spanu, che poi si sgancia in avanti, tenta nuovamente il tutto per tutto il Città di Cagliari. Soares, Gabriele Spanu, Fois, ancora Gabriele Spanu, Soares, torna lì indietro Foppa, Soares, spazio per il destro, c'è una deviazione e c'è anche calcio d'angolo per il Città di Cagliari. Foppa trova Gabriele Spanu che va da Fois, palla in mezzo, murata da Galera e qui si accontenta Fois della laterale. Cerca compagni, il numero 14 alza il pallone a cercare Foppa dall'altra parte, aggancio non felice qui del numero 20, autore del gol del Città di Cagliari su tiro libero nel primo tempo. Valdes, palla lunga a cercare Marco Spanu, la chiusura di Soares e poi Tricarico all'indietro verso Soares. Foppa, punta Garau, ce l'ha sul sinistro, cerca compagni, torna da Soares, sganciato nuovamente Gabriele Spanu. Soares cerca soluzioni, si va da Foppa. Soares, Gabriele Spanu, va da Fois, palla in mezzo per Foppa che non riesce a chiudere sul secondo palo e qui forse problema alla caviglia per Claudio Valdes. Va a monitorare le condizioni del numero 1 dei padroni di casa e sembra però poter tranquillamente continuare il suo match. Claudio Valdes, portiere classe 90 del Sesto Sardinia, che qui va a lungo a cercare Marco Spanu di testa, l'ha toccata Gabriele Spanu. Laterale Sesto Sardinia, sul punto di battuta c'è Garau, Aramu prova a passare, c'è però Tricarico, Fois non aggancia, l'ultimo tocco è di Tricarico, allora si ripartirà dalla rimessa laterale ancora una volta in favore del Sesto Sardinia. A 9:39 da giocare in questo secondo tempo al Palacopron. Garau, Galera va da Aramu, poi palla troppo profonda per il numero 8. Possesso palla che torna a favore del Città di Cagliari. Tanto dagli altri campi, qualora i risultati dovessero essere confermati, sono parzialmente positivi per il Sesto Sardinia. Intanto torniamo live perché attacca il Città di Cagliari con Gabriele Spanu. Fois, l'imbucata dentro, la chiusura di Valdes e ora occhio al Sesto Sardinia con Marco Spanu che si gira, si libera della marcatura di Fois e torna all'indietro da Galera. Garau, verticale a cercare Aramu, palla profonda, blocca Gabriele Spanu che poi tocca verso Foppa. Soares e Foppa, spazio per un eventuale mancino, sceglie invece di tornare da Soares. Soares va in porta, non c'è stata deviazione, si riprenderà dalla rimessa dal fondo per il Sesto Sardinia. Intanto, come vi dicevamo, dagli altri campi, qualora dovessero essere confermati questi risultati che ci arrivano, il Fanni Futsal è in vantaggio 2-0 sul Cus Cagliari, il Domus Chia a sorpresa è sotto 3-1 in casa della Villa Cidrese e ancora più a sorpresa il Futsal 4 Mori è passato in vantaggio sul Cechichak per 1-0. Intanto recupera palla Filippo Fois, Tricarico prova a liberarsi dalla doppia marcatura del Sesto Sardinia. La palla è buona, non è uscita, allora Tricarico qui intanto incomprensione e 1000 proteste qui tra i giocatori del Città di Cagliari e gli assistenti, con Soares imbufalito, va a muso duro con l'assistente, qui forse la palla era terminata in out, tanta confusione.
E proviamo a fare chiarezza che forse è mancata anche tra gli assistenti stessi. Intanto presumibilmente si riprenderà col possesso palla in favore del Città di Cagliari, che aveva reclamato una rimessa laterale. Secondo l'arbitro, secondo l'assistente a pochi passi, la palla non era uscita, si erano fermati i giocatori in campo, anche Tricarico stesso, che poi è tornato sul pallone. A quel punto è arrivato il fischio. Intanto ancora Filippo Fois che protesta con un assistente. E qui intanto colloquio Marco Spanu, Tricarico e uno degli arbitri. Intanto si sgancia in avanti anche Gabriele Spanu, quindi si riprenderà con la palla scodellata in favore del Città di Cagliari. 8:17 da giocare sul tabellone. Soares, Foppa, ancora Soares, torna dal numero 20, scambiano i due, cerca spazi il Città di Cagliari, la finta qui di Foppa che poi ritrova il pallone, va col sinistro, palla deviata da Marco Spanu e dunque sarà corner in favore del Città di Cagliari, che ha 8 minuti effettivi da giocare in questo secondo tempo. Prova a trovare il gol che riaprirebbe nuovamente la partita, qui però sbaglia Filippo Fois, palla troppo profonda per William Foppa e dunque stavolta senza alcun dubbio sarà rimessa laterale in favore del Sesto Sardinia. Valdés, lancio lungo dalle parti di Spanu e qui deve impegnarsi il numero 29 del Città di Cagliari. Rilancio molto preciso quello di Claudio Valdés, che per poco non trova il suo primo gol in campionato. Intanto laterale in favore del Città di Cagliari già battuta. Fois, Soares, ancora Fois, spazio per lui, murato da Galera. Occhio al contropiede con Galera che prova a fare tutto da solo. L'ottima copertura di Foppa, la blocca, la chiama Gabriele Spanu, che poi va con le mani a cercare Fois. Stop di petto, cerca compagni, scarico su Foppa che si propone. Finta di Fois, Soares prova a lavorare col corpo il 69, palla lasciata a Tricarico. Soares servito da Foppa. Soares, Foppa in porta, Valdés, la palla che rimane lì, non c'è fallo di Aramu, si gioca. Palla che si spegne intanto in fallo laterale già battuto. Foppa. Tricarico prova a girarsi, ultimo tocco di Aramu, calcio d'angolo. Foppa, la battuta di questo calcio d'angolo, in confusione totale la difesa del Sestu e c'è il palo colpito dalla Città di Cagliari, che mantiene però il possesso palla. Foppa si allunga troppo il pallone qui, Belleboni con Foppa che reagisce e occhio qui perché rischia di accendersi questo secondo tempo anche dal punto di vista dei nervi tesi. Intanto laterale Sesto Sardinia, palla alzata da Belleboni, controllo di Marco Spanu che riesce in qualche modo a tenere palla, poi qui Soares subisce fallo ancora da Marco Spanu. Tanti falli commessi quest'oggi dal numero 10 ed è il quinto fallo commesso dal Sesto Sardinia anche in questo secondo tempo, e qui la squadra di Mister Perra dovrà cercare di limitare i contatti
per evitare di dover concedere tiri liberi agli avversari. Paderi, spazio per il numero 9, Paderi va col sinistro, poi scivola e alla fine Valdés va dritto in porta. Stavolta la conclusione leggermente più alta dell'ultima che aveva impensierito come Gabriele Spanu. Dursu va in porta, deviazione e l'ultimo tocco è di Tricarico, che esce anche dal campo per far entrare il numero 8 Mazza. Sesto intanto gioca, Belleboni dentro per Spanu. Galera, Belleboni, Valle Buona, si gioca con Soares che recupera palla. Dentro c'è Dursu, vicino c'è anche Mazza, Soares fa tutto da solo, si propone anche Paderi, servito il numero 9. Deve girarsi Paderi, palla a cercare Soares. Palla un po' profonda, si deve impegnare il 69 che la tiene in campo. Si sovrappone Paderi, servito Paderi. Sbaglia la conclusione col mancino. Belleboni, pressato da Paderi. Il Sestu gioca sulla fascia sinistra dove c'è Aramu. L'ottima copertura da parte di Dursu. Belleboni, gira palla al Sestu. Galera, Belleboni, punta Paderi, lo salta secco, va Belleboni. Belleboni dentro per Spanu. Spanu in mezzo e Belleboni manca totalmente l'appuntamento col 4-1. A porta spalancata al 12, non è riuscita a depositare in rete. Soares, punta Galera, va centralmente da Dursu, la pressione di Spanu. E poi ancora Galera che punta al 10. Galera trova la deviazione di Marco Spanu, calcio d'angolo Città di Cagliari. Palla in mezzo, qui Valdés si deve impegnare, poi la conclusione al volo, qui tentata da Mazza. E intanto arriva un time out chiesto da Mister Perra e noi ci prendiamo qualche attimo. Linea alla regia. Pronto a riprendere il gioco, tabellone fermato a 4 minuti e 54 secondi effettivi. Si riprenderà dalla rimessa dal fondo in favore del Sesto Sardinia, che gioca con Belleboni, verticale a cercare Spanu, palla che esce in fallo laterale. Fois, vicino Mazza, deve puntare Spanu, prova ad andare Mazza da solo, carica al destro, palla alta. Valdés con le mani a cercare Spanu, palla buona, Spanu va via, riesce ad andare via il numero 10, si sta muovendo Tola, servito e poi rinviene benissimo Filippo Fois, che impedisce la conclusione al 9, che comunque guadagna calcio d'angolo. Si muove Galera sul primo palo, conclusione di poco larga. Con le mani Gabriele Spanu a cercare lo scatto di Dursu, che riesce anche a trovare il pallone, facile però da bloccare per
Valdes, Belleboni, Galera, lancio lungo qui a cercare Tola, che invece aveva proposto un movimento a venire incontro. Mazza, Paderi, Fois, ancora Mazza, 1 contro 1 con Belleboni, si va centralmente da Dursu, poi Paderi allarga il gioco verso Mazza, centralmente Dursu, tanto spazio per il numero 3, ancora Dursu, prova a passare, fermato da Belleboni che poi tenta una giocata col tacco, forse leziosismo di troppo qui per il numero 12, fortunato però perché c'è Valdes che rilancia Tola di controbalzo, era una conclusione ai limiti del proibitivo, palla che è terminata alta. Paderi, raddoppiato, torna all'indietro da Filippo Fois. Mazza va dentro, cercare un movimento che però non arriva né da parte di Dursu, né da parte di Paderi, né da parte di Fois. E Sesto che può così rallentare il gioco, e forse è proprio questo l'obiettivo degli uomini di Mister Perra, per provare a congelare il punteggio ampiamente favorevole ai padroni di casa, che qui provano a partire in contropiede con Tola che viene sbilanciato, non c'è fallo secondo gli arbitri, e allora il Città di Cagliari prova a ripartire con la gran giocata da parte di Dursu. L'ultimo tocco è di Galera, qui forse poteva starci il fallo ai danni di Francesco Tola, evidentemente sbilanciato, e qui intanto arriva un cartellino giallo, da capire all'indirizzo di chi? Del numero 9 Francesco Tola. Tanti gli ammoniti quest'oggi. 4 per il Sesto Sardinia, 2 per il Città di Cagliari, entrambi nel primo tempo sono Fois e Ferraro. Spano, Aramu, Carletti e Tola per il Sesto Sardinia. Città di Cagliari che ci riprova con Paderi. Foppa, 2 tocchi e va da Dursu. Paderi, un po' di spazio, Paderi prova a puntare l'uomo a saltare con questa conclusione. Sembrava esserci stata una deviazione che invece non c'è stata, e allora Valdes con le mani lunga a cercare Spanu che la spizza. La parata di Gabriele Spanu su Marco Spanu, e poi l'ultimo tocco di Foppa in calcio d'angolo. Aramu sul punto di battuta, palla dentro, Gabriele Spano ancora, e occhio al contropiede del Città di Cagliari con Foppa, cerca compagni liberi, va da Fois che ora deve puntare Marco Spano, prova a far tutto da solo, tanti passi per il 14. Foppa lascia Fois, finta su Galera, palla lasciata ancora per Foppa, se la sposta sul sinistro, altra finta, e qui manca totalmente il passaggio con la suola all'indietro. Ringrazia il Sesto Sardinia che ora può usufruire di questa rimessa laterale a 2 minuti e 19 secondi dal termine di questa regular season. Aramu, finta su Riu, torna poi da Belleboni che prova a rendere palla al numero 7 e Riu. Fois, occhio al Città di Cagliari. Foppa, sinistro, palla dentro per Fois che manca l'aggancio. Sarà rimessa laterale ancora per il Sesto Sardinia. Palla qui spazzata via da Aramu che non trova compagni, e allora occhio al Città di Cagliari che attacca con Riu, poi Fois murato da Galera, e ora occhio a Marco Spanu, triplicato, riesce a servire Belleboni, di prima al Sesto Sardinia. Galera sbaglia il tocco, c'è Fois che però non stoppa bene il pallone, e allora la palla che si spegne in fallo laterale ancora una volta per il Sesto Sardinia. 1 minuto e 37 da giocare. Belleboni, Galera di prima a cercare lo scatto di Aramu che la tiene in campo, e poi Aramu calcia in diagonale, palla ampiamente larga, non trova lo specchio il numero 7, e allora prova a rigettarsi nella metà campo opposta il Città di Cagliari. Soares, si sgancia Gabriele Spanu, eccolo servito il 29. Soares, Foppa, Spanu dentro Fois, si torna da Soares che poi va in porta, conclusione probabilmente
non la miglior scelta. Occhio qui a Marco Spanu che prova a girarsi, servito Belleboni che ha tanto spazio per andare in porta, la finta Belleboni, la parata di Gabriele Spanu e poi qui sbaglia il Riu che regala il possesso al Sesto Sardinia a 56 secondi dal termine di questo secondo tempo. A un passo il Sesto Sardinia dai playoff e poi qui occhio al contatto tra Spanu e Soares. Ricordiamo il Sesto Sardinia ha già commesso 5 falli ma si gioca. Foppa prova a fare tutto da solo centralmente, vicino lì c'è Tricarico, servito invece Fois, deve puntare Belleboni, prova a scarpar via qui Fois e Riu la finta, Fois che parata di Valdés a 30 secondi e poi esce Valdés e qui c'è il fallo e c'è tiro libero in favore del Città di Cagliari e cartellino giallo per Valdés a 28 secondi e qui arriva anche il cartellino rosso per Claudio Valdés. Ha perso completamente la testa il portiere del Sesto Sardinia che prima ha ricevuto il cartellino giallo e poi ha protestato a muro duro con l'arbitro. È arrivato il cartellino rosso e allora entra in campo Davide Arca contro Tricarico a 28 secondi dal termine di regular season e arriva un altro cartellino rosso nella panchina del Città di Cagliari. Vediamo ai danni di chi, se Ferraro o Paderi. Caos totale al Palacopron all'interno dell'ultimo minuto di regular season. Intanto è stato espulso Ferraro, pardon. E qui tanta confusione, ancora tante proteste in corso. Finale incandescente al Palacopron. C'è un tiro libero da calciare per il Città di Cagliari. Ci sono 28 secondi poi da giocare, può ancora succedere di tutto. Intanto le proteste anche di Mister Foletto che prova a mettere pace a questa situazione. È pronto Leandro Tricarico. Capocannoniere lui del Città di Cagliari. A tu per tu col neoentrato Davide Arca. Parte Tricarico, Arca la parata. Appena entrato Davide Arca a 27 secondi dal termine di questo secondo tempo ha parato il tiro libero. Attacca ancora il Città di Cagliari. Fois. Poi Foppa sinistro, Belleboni scherma tutto. Soares attacca ancora il Città di Cagliari con la punta ancora. Davide Arca, non è finita. Soares e poi il muro di Marzio Belleboni. Che finale al Palacopron. Giocata qui di Soares e poi Davide Arca la blocca e poi addirittura prova a tirare in porta a 5 secondi dal termine del match. Si sgancia Gabriele Spanu, ma ormai è consolidata la vittoria. Si è impallato qui anche il tabellone. E qui vediamo perché si era effettivamente impallato il cronometro. Arriva intanto un altro cartellino rosso, stavolta per Francesco Tola. Ricordiamolo, il Sesto Sardinia a questo punto giocherà i playoff. Ingenuità del genere sono davvero colossali per la squadra di Mister Perra.
E qui tornano gli spogliatoi, Francesco Tola espulso anche lui. Marzio Belleboni congela questo possesso, ha vinto il Sestu Sardinia 3-1 contro il Città di Cagliari e dunque saranno playoff per il Sestu Sardinia. Da capire naturalmente la posizione in classifica al termine di questa regular season. Giocherà questo pomeriggio il Villa Speciosa in casa contro l'Epi Fitness, sta giocando il Cechichak e anche il Domuschia. Intanto il saluto tra le due squadre dopo un finale incandescente al Palacopron, terminato con 3 espulsioni. E dunque, amici di Directa Sport, termina la stagione di regular season di Serie C1 che avete potuto seguire sui nostri schermi. Un ringraziamento va al nostro Riccardo Carta per le immagini. Un saluto da parte di Francesco Pala, linea alla regia.